Valerio Baldovin, oggi una partita che era iniziata diciamo male per Padova, si è raddrizzata ma poi Città di Castello ha avuto la meglio. Che analisi fa così a caldo insomma di quello che è accaduto? Beh, è stata una partita giocata un po' a fasi alterne. Il primo set, nonostante l'abbiamo perso, comunque abbiamo giocato un buon primo set. Loro hanno fatto diverse difese buone che ci hanno messo molta pressione addosso, però comunque il primo set è stato un set giocato bene tutto sommato. E invece poi un po' di rammarico c'è sia per il quarto set che per il tie break, dove abbiamo sbagliato un po' troppo, soprattutto in attacco, e questo è chiaro che ci ha penalizzato. Avremmo potuto portare a casa probabilmente, se non 3 punti, 2 punti, invece purtroppo torniamo a casa con un punto solo, però insomma ci sta a passare attraverso queste esperienze e cercare di capire che in alcuni momenti dobbiamo cercare di essere spregiudicati in maniera un po' più cinica, diciamo, ecco. Il fatto che l'opposto titolare di Città di Castello si sia infortunato, Mattia Rosso ha detto magari questo ha anche caricato la stessa squadra. Bah sì, sono situazioni un po' strane queste da ambedue le parti, perché ovviamente noi avevamo preparato la partita con una certa filosofia di gioco in funzione della presenza di Barotti, mentre poi Barotti non è stato in campo perché purtroppo si è infortunato, e quindi questo ha un po' scombussolato, non dico i piani, però cambia leggermente qualche cosa, però insomma non deve essere una giustificazione questa, insomma, per il fatto che abbiamo perso il primo set. Prossima sfida, cosa c'è da mettere a posto anzitutto, cosa dirai ai ragazzi? Dobbiamo cercare di essere un pochettino più precisi nelle situazioni sotto pressione, in attacco soprattutto. Al servizio abbiamo fatto delle cose alterne, quindi dovremo cercare di lavorare per dare un po' di più continuità al servizio, perché il grande merito della vittoria del terzo set va dato al servizio, insomma. Grazie, in bocca al lupo. Prego.